milanese domenica prossima, 19 ottobre, per la gara contro la Lazio, sempre alle ore 15. Buon divertimento a tutti e forza All Blacks! Metto io. Se 30 secondi andiamo. Amici ed amiche del futsal, buona domenica dal Pala Enrico Mattei e benvenuti da parte di Matteo Chiuto a Kick-Off femminile Molfetta. È la giornata numero 4 della Serie A femminile di futsal e c'è già gran voglia di correre per entrambe le squadre. Avvio fra alti e basse per le ragazze di Riccardo Russo che sperano di trovare nel Pala Mattei un alleato per ritrovare la vittoria. Fin qui Bovo e compagni sono sempre state sconfitte in trasferta, ma hanno vinto e convinto qui nel 2-6 maturato contro Montesilvano. Dall'altra parte invece c'è un Molfetta ultimo in classifica, solo un punto sul campo ma annullato con il -3 con cui le ragazze di Diego Iessi sono partite in classifica. Squadra in campo e caccia aperta dunque ancora alla prima vittoria per le ragazze pugliesi, con la voglia di scrollarsi di dosso, un avvio alquanto negativo. Eccole le protagoniste dell'incontro che scorrono sul parquet della Pala Mattei. Chiaramente c'è grande attesa anche per le giocatrici della Kick-Off che sono state convocate in nazionale. Si tratta di Arianna Brovo, Bruna Borges e Ludovica Cobbari. Eccoli i saluti di rito fra le due squadre che dunque stanno per dare il via a questa quarta giornata di campionato di futsal di Serie A. Questo sarà sicuramente un appuntamento molto avvincente per le ragazze di Riccardo Russo e di Diego Iessi. Dall'altra parte, come detto, molto attesa la sfida che sta per cominciare. Adesso anche foto di rito per la squadra pugliese, mentre capannello intorno al proprio allenatore per le ragazze, per Arianna Bovo e compagne. C'è ovviamente necessità comune di fare punti, di trovare il risultato e c'è voglia di farlo anche cercando di convincere dal punto di vista del gioco. Tutto davvero pronto. Adesso anche andremo a svelare i quintetti di partenza con l'11 le 5 della Kick-Off pronte a entrare sul parquet. Sicuramente dall'inizio Donadoni, che non ha ancora vestito la pettorina, anche De Sousa, eccole qua che
insieme a Bovo e a, se non vado errato, c'è anche in campo Coppari, anzi no, è con la maglia numero 12 a entrare in campo come quinta del quintetto Bruna Borges. Tutto pronto dunque, quintetto di partenza con Marianna Pepe in porta per la kick-off, Bruna Borges, in avanti c'è Arianna Bovo, laterali invece giocheranno Gabriela Da Sousa e Erika Donadoni. Risponde dall'altra parte invece la femminile Molfetta con Laura Sciannamea in porta. C'è Riso, c'è anche in mezzo al campo Cabagero e Calais con il primo pallone dunque affidato alla femminile Molfetta. Si può cominciare dunque. Primo pallone affidato alla femminile Molfetta, ultimi check per quanto riguarda Plutino e Fantino. E allora si comincia adesso con la femminile Molfetta a gestire il primo pallone, non benissimo però inizialmente la squadra allenata da Diego Iessi. Adesso attacca la kick-off col pallone tagliato da Sousa, 1-2 che si chiude, gran giocata nello spazio, poi allargato il possesso ancora una volta fuori per Donadoni, la palla in aria con la tentata conclusione da parte di Donadoni. Riparte allora la femminile Molfetta con Enrico, capitano della squadra pugliese, che però si è portato il pallone oltre la linea e quindi sarà rimessa per la kick-off. Partita iniziata con grande intensità da una parte e dall'altra. Adesso manovra Bruna Borges, cerca di trovare nello spazio il suggerimento per Donadoni, che però non arriva, e palla che scivola in calcio d'angolo, il primo della partita. Eccolo qua il tentativo fuori, poi il pallone da Arianna Bovo. Da Sousa, 1 contro 1, cerca di passare, tunnel su Luna che però poi torna sul possesso. Eccola qua ancora Luna, forse con fallo ai danni di Da Sousa, che si ferma, protesta, ma alla fine la rimessa laterale viene concessa a Molfetta. C'è il richiamo nel frattempo da parte di Plutino, uno dei due arbitri di questa partita. Dovrebbe essere comunque semplice rimessa per quanto riguarda la femminile Molfetta. E così infatti si gioca con Sciannamea anche fuori dai pali, quindi gioca con l'ausilio anche della qualità tecnica del portiere la squadra pugliese. Qui però rischia di perdere il pallone, se la cava in qualche modo Luna Riso, passa però da Sousa che cerca di dare nello spazio, poi conclusione in porta. Sciannamea la inchioda ai guantoni, permette adesso alla femminile Molfetta di ripartire. Luna Riso cerca di alzare questo pallone Cabagero, buona la combinazione con Cabagero che taglia il campo. Arianna Bovo però, gran giocata anche per condurre la transizione in ripartenza, poi tocco di Calais che torna su di lei e ferma la sua azione offensiva, ma comunque molto brava capitana Arianna Bovo, come detto convocata dalla nazionale femminile di futsal, è stata estremamente efficace nel fermare questa azione. Adesso la femminile Molfetta con Calais in area di rigore, prova a calciare, ci mette le due mani Pepe che tocca il calcio d'angolo subito però a insistere la femminile Molfetta. Primo vero tiro in porta lo ha scoccato la squadra in maglia rossa quest'oggi, pronta ad andare con il calcio d'angolo. Qui non benissimo però Luna Riso, allora può andare Donadoni che scivola sul parquet e adesso sarà possesso per la femminile Molfetta. Errore della numero 55 della kick-off. Riparte solo per un attimo la femminile Molfetta, adesso riconquista Arianna Bovo che cerca di buttarsi nello spazio, non passa
e allora la femminile Molfetta riconquista dall'altra parte, prova a buttarsi nello spazio Cabagero, non trova però il controllo. I ritmi che si stanno alzando. Bruna Borges, tocco verso Da Sousa, ancora da Arianna Bovo, ancora Da Sousa, giro palla adesso della kick-off con Donadoni, tocco ancora per De Sousa, sempre su Bruna Borges, sempre su Donadoni, che però ancora una volta perde un tempo di gioco, allora permette alla femminile Molfetta di ripartire. Passo doble nel frattempo di Cabagero, che arriva a finire l'area di rigore, cerca di saltare anche Pepe, non ci riesce, poi occhio al contatto falloso, calcio di punizione per la kick-off. Pronta a entrare Coppari, prende il posto di Donadoni. Primo avvicendamento anche per la kick-off dentro Coppari, con Donadoni che in questi primissimi minuti di partita non è stata efficace quanto ci si aspettava. Arianna Bovo, palla persa qui dalla kick-off, poi arriva a tirare la femminile Molfetta con il tiro in porta cercato, poi arriva ancora Cabagero, finta di tiro, Cabagero cerca lo spazio che non trova più e allora allarga fuori il pallone per il tentativo di Calais, che però non ha più spazio, semplice rimessa in gioco con le mani per la femminile Molfetta. Adesso calcia in porta con Calais, la palla scivola, c'è Arianna Bovo che prova a toccarla, vorrebbe la rimessa laterale, non la ottiene, sarà palla della femminile Molfetta con Enrico già pronta sul punto di battuta. Calais, tocco verso Cabagero, cerca la giocata su Luna Riso, palla che si perde in fallo laterale, già battuta dalla kick-off questa palla, ma già riconquistata anche dalla femminile Molfetta con il rilancio però veloce di Enrico. Arianna Bovo, 1 contro 1 che vince. Arianna Bovo cerca la conclusione, la palla che resta lì, Coppari a lottare con la palla fuori dall'area di rigore, se la cava in qualche modo la femminile Molfetta, che adesso può andare anche con la transizione con il pallone per Calais, che non trova però il controllo, è andata con un attimo di ritardo a cercare di controllare questo pallone e allora di nuovo la kick-off in possesso di palla con il controllo di Baldassari, poi Manieri all'indietro, questo pallone per Bruna Borges, complicato il suo possesso dalla pressione, Baldassari adesso aiuta, poi Bruna Borges, palla che comunque viene fraseggiata molto bene, poi Coppari ancora per Jennifer Baldassari, poi conclusione quasi in alleggerimento tentata da Borges, palla che è finita fuori non di molto. Riparte la femminile Molfetta, qui controllo di Valenzano, così è iniziata anche chiaramente la girandola di cambi per entrambe le squadre. Adesso manovra la kick-off con Manieri, palla laterale verso Baldassarri, col tacco per andare da Bruna Borges. Coppari, palla che però è finita in fallo laterale, sarà possesso per la femminile Molfetta. Adesso fa salire anche Sciannamea, di solito chiaramente in porta, gioca anche con la qualità del suo portiere la femminile Molfetta. Enrico, tocco per Calais, cerca di girarsi Valenzano ma poi interviene Pepe. Borges, occhio qui a Baldassarri che prova a calciare, la parata abbastanza semplice di Sciannamea, ma inizia a flirtare anche spesso con la porta avversaria la kick-off con Calais adesso all'indietro. Enrico nello spazio Valenzano, eccola qua servita la numero 22 della femminile Molfetta, poi in avanti questo pallone a cercare Enrico, che si era sganciata dalla linea difensiva per andare ad aggredire la porta avversaria, non è riuscita però a trovare questo pallone. Bruna Borges, largo il suggerimento per Coppari, altro pallone che va da destra a sinistra, adesso ritorna sulla corsia mancina per l'inserimento e la conclusione cercata da Baldassari, palla fuori ma continua a premere la kick-off
non di molto fuori, sta iniziando davvero a insistere, a premere con grande forza la Kickoff, che qui ha vinto la partita contro Montesilvano 6-2, occasione di bissare quel successo interno, vuole fare del Palamartei un fortino. Qui la conclusione cercata da Coppari, poi la parata, grande occasione neutralizzata da Scianamea, poi allontana la femminile Molfetta, inizia a infiammarsi anche il pubblico di San Donato, molto acceso in questo avvio di partita. Bruna Borges allarga il suggerimento per Manieri, che deve trovare un po' di spazio, poi torna da Baldassarri, consegna per Manieri, che a sua volta cambia il versante, si va da destra a sinistra, cerca di aprire molto bene il campo qui la squadra di Russo, poi colpo di testa di Enrico in qualche modo libera, può partire il contropiede della femminile Molfetta con il controllo cercato e la conclusione bloccata in due tempi da parte di Pepe. Ci ha provato Dell'Ernia, che è andata con la conclusione profonda. De Sousa, improverata la Kickoff qui per un cambio non effettuato benissimo da Plutino. Adesso però rimessa per la Kickoff, entrata nuovamente in campo Gabi Da Sousa. Adesso rimessa laterale per la Kickoff, palla fuori per la conclusione di prima intenzione da parte di Manieri. Si propone De Sousa, viene servita invece Bruna Borges, adesso De Sousa, palla allargata per Manieri, transizione perfetta per Borges che cerca di controllare in maniera orientata, ma è chiusa molto bene dalla femminile Molfetta. Dell'Ernia all'indietro per Enrico. Dell'Ernia ancora da Enrico, giro palla che coinvolge anche Simona, poi direttamente in tribuna il rilancio, sarà rimessa laterale per la femminile Molfetta, è entrata anche Ginosa Simona. Adesso in avanti andare Manforte alle compagne qui, però la rimessa è guadagnata ancora una volta da Dell'Ernia. Eccola qua Ginosa che mette adesso a terra il pallone, poi in avanti verso Valenzano, ancora Ginosa pettina il pallone con la suola, poi arriva Coppari a interrompere la transizione della femminile Molfetta, che però avrà rimessa laterale. Dell'Ernia, palla fuori per Enrico, però non dà forza sufficiente al suo pallone, che termina in rimessa dal fondo, già battuto da Pepe. Sale Arianna Bovo, salta due avversari con poi la conclusione cercata da parte di Donadoni, anzi da parte di Manieri. Palla alta sopra la traversa, voleva calcio d'angolo ma non è stata accontentata la Kickoff. Enrico, torco largo per Ginosa, ancora da Enrico e si libera del pallone che però era uscito. Ora sarà rimessa laterale per quanto riguarda la Kickoff, che continua ad attaccare, continua a insistere. Veramente fin qui è stata una partita anche abbastanza equilibrata. Palla fuori per Manieri che cerca la conclusione, altra deviazione, sarà ancora una volta calcio d'angolo per la Kickoff. 11:39 da giocare, con lo 0-0 di partenza che continua a resistere qui al Palamattei di San Donato. Arianna Bovo pronta a battere questo calcio d'angolo, palla verso Coppari, ancora Arianna Bovo, l'ultimo tocco la premia regalandole un altro calcio d'angolo, pallone fuori per De Sousa. Ha provato la conclusione di prima intenzione senza però inquadrare lo specchio della porta. Enrico ancora, tocco verso Ginosa. Dell'Ernia chiama l'inserimento a Enrico ma non riesce a pescarla, poi lotta sul pallone in qualche modo De Sousa, occhio in mezzo perché c'era Arianna Bovo, ha cercato di servire la compagna
De Sousa non è riuscita però a trovarla, insiste la kick-off, adesso praticamente arrembante la squadra di Riccardo Russo, ancora con De Sousa, fuori per tentativo di conclusione, adesso che parte da parte di De Sousa, palla direttamente in fallo laterale dopo la deviazione di Enrico. Coppari, De Sousa pensa anche al tiro in porta, poi adesso va a calciare Enrico, però in qualche modo poi col tacco, bella uscita di Dell'Ernia, scivolata di De Sousa, molto on fire in questo avvio di partita, sta cercando il gol e la sbloccherebbe, provato con un paio di conclusioni dalla distanza, non è riuscita però a sorprendere Sciannamea né la difesa della kick-off, che è molto concentrata in questo avvio. De Sousa ancora. De Sousa 3 gol in questo campionato, gli stessi che ha segnato Baldassarri. Occhio però qui alla riconquista del pallone di Valenzano, che ha provato ad accendere il suo tabellino stagionale. Una conclusione dalla lunga distanza non si è fatta cogliere impreparata Pepe. Manieri all'indietro, questo pallone per Bruna Borges, arriva ancora Manieri, poi torna in panchina De Sousa, si alza adesso e riceve Baldassari, 1-2 che però non va a buon fine. Valenzano riconquista, Valenzano poi all'indietro per Enrico, però è un pallone completamente sbagliato quello che ha provato a recapitare Valenzano. Adesso Baldassari cerca il fraseggio con Coppari che era dall'altra parte, toccato il pallone, sarà laterale per la kick-off. Baldassari, Manieri, 1-2 chiesto e ottenuto da Baldassarri, arriva però la lettura di Dell'Ernia, ora Baldassarri al limite, cerca di allontanare il pericolo, la femminile Molfetta in qualche modo ci riesce anche, pensata dalla panchina ancora una volta con grande velocità nelle gambe Baldassari. Borges allarga verso Manieri, poi cerca il tacco Baldassari, alla che non passa, laterale per la kick-off già battuta Manieri. Arianna Bovo in aria, cerca il cross, la palla colpita in calcio d'angolo, ancora un giro dalla bandierina per la squadra di casa, quest'oggi sempre 0-0 però il risultato. Arianna Bovo però sbaglia qui, calcio d'angolo con un po' di fortuna, la kick-off però resta anche in possesso. Bovo, palla fuori per Baldassari, ancora da Arianna Bovo, capitano di questa kick-off. Bovo allarga, pallone per Manieri, poi per Bruna Borges, altro ritorno per Manieri, è molto brava, intelligentemente esce Sciannamea. Riso in avanti, rilancio della femminile Molfetta, a cercare in qualche modo di servire Luna Riso, pronta a tornare in campo anche Coppari che adesso prende il posto di Manieri. Vorticoso fin qui il ritmo ma senza gol alla Palamattei di San Donato, 0-0 fra kick-off e femminile Molfetta. Si resta sul risultato di partenza con le due squadre che stanno provando a sbloccare il punteggio sul tabellone, ma per il momento senza grossa fortuna. Qui conclusione di Runarizzo, blocca a terra Pepe. Arianna Bovo, adesso la transizione per la kick-off la conduce lei, Coppari, ancora da Bruna Borges. Baldassari completamente sbagliato però il pallone di prima intenzione, sarà della femminile Molfetta il possesso adesso, con la rimessa laterale. Ginosa scava questo pallone ma lo intercetta Arianna Bovo, poi si allarga per il tiro cross, tentato Bruna Borges, è finita giù. Palla ancora dalla kick-off,
Sarà rimessa laterale per la squadra quest'oggi in maglia bianca, le All Blacks, chiaramente divisa sarebbe in realtà da trasferta anche per la squadra di San Donato Milanese. Altra rimessa laterale per quanto riguarda Arianna Bovo e compagne. Palla per la conclusione di Coppari, ci mette i guantoni Sciannamea. Arianna Bovo, Bruna Borges, Baldassari, giro palla, Coppari, Bruna Borges ancora da Coppari, quasi un consegnato che alla fine però libera ancora Coppari, il tiro in porta, fuori non di molto, tentativo di Ludovica Coppari. Allora, riparte la femminile Molfetta con Calais, cerca la profondità, riesce a intervenire nell'azione con un grande controllo Luna Riso, che arriva praticamente al traguardo, poi cerca il tiro in porta, deviazione in calcio d'angolo. Arrivata con una grande velocità nelle gambe Luna Riso, ha messo il pallone con tiro in porta verso lo specchio, poi è arrivata la direzione che ha concesso alla kick-off di dover difendere su situazione da calcio d'angolo. Adesso gioca la femminile Molfetta, ancora da Luna Riso, 1-2 cercato da Calais, non ottenuto, però sarà rimessa laterale per le ragazze di Riccardo Russo. Borges conduce lei, pronta a ricevere la pressione di Calais, palla invece verso una Borges, verticale, cercare Coppari, ottima però la lettura di Luna Riso, qui riconquista il pallone in zona offensiva la kick-off, ma Enrico a sua volta lo fa per la femminile Molfetta, poi in avanti il rilancio di Calais, Baldassari passa sulla prima pressione di Luna Riso che poi torna su di lei, in qualche maniera se la cava la femminile Molfetta, guadagnando semplicemente una rimessa laterale in zona difensiva. Rientra in campo anche De Souza. Il pallone lungo, controlla con il petto il pallone De Souza che poi calcia forte. Arriva la schermatura sulla propria porta da parte di Calais. De Souza passa anche con il secondo controllo, tiro in porta deviato, calcio d'angolo kick-off, e sta continuando a insistere, sta continuando ad alzare i giri del motore, ma devo dire che c'è anche un'ottima risposta da parte della femminile Molfetta che sta mettendo grande spirito in questa partita. Chiaramente è un appuntamento da non fallire anche per la squadra pugliese. Arianna Bovo qui prova la conclusione, femminile Molfetta che non ha ancora vinto una delle partite giocate, un pari e 2 KO nelle prime 3. Oggi è l'occasione, anche se si gioca lontano da casa, di poter provare a sbloccarsi. Qui fallo da parte di De Souza, secondo fallo per quanto riguarda la kick-off, fallo di De Souza su Calais, punizione per la squadra in maglia rossa, con Calais che mette giù il pallone con grande attenzione, mirino chiaramente puntato sulla porta. Parte proprio Calais, la rincorsa, conclusione alta però sopra la traversa. Arianna Bovo, ripartenza della kick-off, si butta al centro Coppari, servita invece De Souza che calcia in diagonale, trova la deviazione di Piccinno direttamente in fallo laterale. Ora pronto ad andare dal corner Arianna Bovo, anzi è rimessa laterale, è pronta anche a tornare in campo Enrico, sicuramente dopo questa situazione. Qui cerca il tiro, quasi in alleggerimento De Souza. Sciannamea, occhio qui al contropiede con Piccinno, trova la conclusione in diagonale, applausi delle compagne. Poi Pepe con il rilancio lungo, colpo di testa di Calais, poi si gira bene anche Caballero che passa con grande giocata, cerca il tiro di punta, tipica giocata
da futsal per Caballero, che però non trova la potenza necessaria a mettere in difficoltà Pepe. Dall'altra parte insiste De Souza, palla laterale adesso per Arianna Bovo, che si sposta da un versante all'altro dell'attacco, poi Bovo cerca la verticale, non riesce, il pallone Caballero poi prova a buttarsi nello spazio con il pallone filtrante, finisce però direttamente in fallo laterale. Occhio qui a Arianna Bovo in aria, Arianna Bovo, gran parata di Sciannamea, che ci ha messo il piede per negare alla capitana delle All Blacks quella che sarebbe stata la rete dell'1-0, che arriva adesso con Gabi De Souza, che su azione da calcio piazzato trova il diagonale vincente, avanti la kick-off 1-0, Gabi De Souza. Si sblocca la partita dunque quando mancano 5 minuti e 19 secondi da giocare per chiudere il primo tempo. 1-0, Gabi De Souza per il vantaggio della kick-off. Calais, adesso reazione attesa per quanto riguarda la femminile Molfetta. Palla fuori per Piccino che cerca il corridoio, non trovato però. E allora può ripartire la kick-off. De Souza che forse subisce, ed effettivamente è così, fallo, calcio di punizione per la formazione che è in vantaggio di un gol, giocato con De Souza dopo 14 minuti e 41 secondi. 1-0, bello il gol in diagonale di Gabi De Souza. Punizione per la kick-off, va proprio De Souza con deviazione. Ecco qui anche il dialogo abbastanza acceso fra De Souza e Plutino. Eccolo qua, si chiariscono, il direttore di gara e De Souza per il momento sta decidendo questa partita. Allargato il pallone per il controllo adesso nello spazio cercato da Piccino. Era un po' un'azione intricata con Lunarizzo prima e Piccino poi a gestire questo possesso. Adesso riparte Caballero, prova a passare nello spazio, Bruna Borges la contiene, la rimessa è sempre della femminile Molfetta, con Piccino che tenta ancora di andare direttamente in porta. Palla però messa in fallo laterale. Eccola qua, Calais che cerca quello che sarebbe stato un ottimo assist per Lunarizzo. Ha provato dove era in porta, ma conclusione alta sopra la traversa. Coppari ha un po' di spazio, servita adesso De Souza, cerca il pallone di ritorno, esce però molto bene difensivamente Caballero e mette in fallo laterale. Arianna Bovo all'indietro, questo pallone per De Souza, poi Manieri allarga ancora questo pallone per De Souza. Arianna Bovo prova a passare, ma fa un ottimo lavoro Lunarizzo per mandare in porta Caballero, e poi Lunarizzo, Pepe ancora, e poi Calais se lo divora. Era stata un'azione veemente in transizione della femminile Molfetta con il lavoro di Caballero per l'arrivo di Lunarizzo. Ottima la parata di Pepe, poi sul secondo gettone ha sprecato Calais. Ottima chance però per la femminile Molfetta, adesso deve cercare di chiudere le file dal punto di vista difensivo la kick-off. Qui passa Coppari, allarga bene per
De Sousa deve passare qui, lotta ancora una volta con la sua maglia numero 11 sulle spalle, però la rimessa laterale è per la femminile Molfetta. Sarebbe una vittoria importante chiaramente per la kick-off, che permetterebbe alla squadra di Riccardo Russo di andare a 6 punti in classifica, ma chiaramente ancora manca un'eternità. Enrico, spalle alla porta, torna all'indietro da Caballero, tocco anche per lei verso Luna Riso. Calais salta la prima pressione, ottima la transizione qui della femminile Molfetta con la conclusione forte sul primo palo tentata da Luna Riso. Palla ancora una volta però fuori misura, andata vicina alla formazione della femminile Molfetta per 2 volte al gol dell'1-1, ma per il momento è sempre vantaggio grazie alla rete di Gabi De Sousa, che adesso va col tacco per la kick-off. Coppari, De Sousa, forse contatto falloso qui, si è fermata Baldassari, non si è fermata invece la femminile Molfetta con Calais. Arianna Pepe ci mette ancora una volta la mano aperta a negare il gol dell'1-1. Fuori De Sousa, torna in campo Bruna Borges. Allargato il pallone adesso per Coppari, Baldassari, Bruna Borges. Transizione che continua per la kick-off, servita Coppari, area di rigore Coppari, scivolata decisiva e fondamentale di Caballero, che tocca il pallone in calcio d'angolo. Palla fuori per Borges, cerca il controllo ma non riesce, la giocata invece a Coppari, rimessa laterale per la femminile Molfetta. Spalla alla porta dell'Ernia, guadagna la rimessa laterale, sempre in possesso la squadra pugliese, che però è anche sotto di un gol. Caballero prova il tunnel e le riesce la giocata, occhio all'inserimento in area di rigore, cerca la conclusione e trova un gol meraviglioso che vale il punto dell'1-1. La femminile Molfetta, grande esultanza per le ragazze in maglia rossa, pezzo di bravura importante però di Caballero, trova il gol del pareggio quando mancano 2 minuti e 0,5 secondi da giocare alla fine del primo tempo. Gol molto importante per la squadra pugliese e 1-1, parità ristabilita. Prova subito la conclusione, però termina fallo laterale dopo la deviazione. La fuori ancora per il tentativo di Arianna Bovo, alto sopra la traversa. Gioca la femminile Molfetta con Caballero ancora, alla fuori controllata da Dell'Ernia, forse fallo subito da Enrico che però resta in piedi. Calais fermata da Coppari, poi Manieri 1 contro 2, arriva Arianna Bovo che calcia forte, mette il pallone direttamente in fallo laterale, chiede scusa forse per una manata Enrico ai danni di Manieri. Col tacco Coppari per Arianna Bovo che cerca di passare, non ottiene né il fallo né la rimessa laterale a favore. Allora può giocare la femminile Molfetta. La lunga dell'Ernia non ci può arrivare. Ultimi istanti di primo tempo, 1-1 il punteggio, gol di De Sousa dopo 14 minuti e 41 secondi, pari di Caballero dopo 17 minuti e 55 secondi. Adesso attacca la kick-off con Coppari in possesso, si ferma, rallenta, poi subentra nell'azione anche Manieri, l'ultimo tocco è il suo, anzi no, l'ultimo tocco è proprio di Valenzano, la rimessa laterale è per la kick-off.
Manieri. Laterale questo pallone giocato verso Bruna Borges, allarga questo pallone in maniera imprecisa e allora permette alla femminile Molfetta di avere un nuovo possesso da utilizzare per costruire l'azione. Enrico si propone anche Sciannamea, ma si va in verticale dalla compagna con la maglia numero 22, si tratta di Valenzano. Callè all'indietro, ancora una volta il dribbling, passa Enrico, però tocca solo, ora può lanciarsi nello spazio Coppari, fermata con fallo evidente, punizione dal limite dell'area per la kick-off che ha una ottima chance di andare a calciare verso la porta. Fermata con fallo Ludovica Coppari, dunque chance importante per la kick-off di calciare dal limite. Pronte Borges, ma anche Manieri, veramente silenzio, grande chance adesso per la kick-off. È pronta Manieri che cerca lo schema con Arianna Bovo che tira in porta, in qualche modo la palla che resta lì. Alla fine Calè protegge la rimessa dal fondo. Sciannamea è pronta a rimettere in gioco il pallone. Enrico, profondo, il rilancio per Calè. Poi Borges in verticale per Coppari, esce in scivolata praticamente Sciannamea, regala un'opportunità alla kick-off di andare con il calcio d'angolo. Là fuori, conclusione, 2 volte di Bruna Borges, se la ritrova lì Sciannamea che poi rilancia per Valenzano, che la voleva sui piedi, invece non è riuscita a controllarla, praticamente palla che le arrivava sulla testa e allora sarà rimessa per Coppari che cerca un rilancio veloce. Calè, occhio alla situazione di 3 contro 2 per la femminile Molfetta. Calè in porta, alto sopra la traversa. Pepe vuole velocizzare la ripresa del gioco, alla fine però si appoggia ad Arianna Bovo e cerca il rilancio. Sirena che suona alla Palamattei. Finisce 1-1 il primo tempo fra kick-off e femminile Molfetta, con i gol arrivati da parte di Sousa al 14esimo e 41 secondi, la risposta di Cabacero al 17esimo minuto con 55 secondi. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, poi a breve il secondo tempo di kick-off femminile Molfetta.
Amici ed amiche del futsal, bentrovati da parte di Matteo Chiuto. Siamo pronti per vivere il secondo tempo alla Palamattei fra Kickoff e Femminile Molfetta. Primo tempo che si è chiuso sul risultato di 1-1 con i gol di Gabi De Souza al 14° e 41 secondi. Pareggio poi nel finale di primo tempo con Cabagero al 17° minuto e 55 secondi, 1-1, che rispecchia anche un andamento abbastanza equilibrato della partita che comincia adesso per quanto riguarda il secondo tempo, con Arianna Bauvo e la Kickoff in possesso. De Souza ancora per la numero 11, contatto falloso, c'è calcio di punizione dal limite dell'area per la Kickoff, pronta a rientrare in campo anche Baldassari. Fuori Arianna Bauvo, infatti Baldassari va in campo proprio per calciare questa punizione. Ritorno sul parquet del Palamattei, era appena iniziata per quanto riguarda il secondo tempo, 1-1. Adesso ci proverà sicuramente Baldassari, che calcia in porta e sulla linea arriva il salvataggio incredibile di Piccinno. Era stata superata Shannamea, ma lei ci ha messo il piede, ha salvato la Femminile Molfetta. Grande chance per la Kickoff di Riccardo Russo. Giro palla delle All Blacks, quest'oggi con la maglia bianca, con richiami neri e verdi. Attacca ancora la Kickoff, conclusione di De Souza sul corpo però di, ancora una volta, dell'Ernia. Ha salvato lei sulla linea, provvidenziale il suo intervento, a dire di no alla punizione di Baldassari. Questa laterale battuta verso Shannamea, arriva addirittura alla conclusione in porta il portiere della Femminile Molfetta, poi cerca di andare direttamente dall'altra parte Gabi De Souza, ma è stato fermato il suo tentativo alla scarsa precisione. Allora riparte la Femminile Molfetta. Enrico, una riso, tocco di De Souza, ancora in out, rimessa laterale per la Femminile Molfetta. Alza il pallone a cercare Enrico, spalle alla porta il capitano della Femminile Molfetta, poi giro palla buono per la Femminile Molfetta che cerca di andare in porta con Calais. Altro pallone per Enrico, ancora da Calais, ancora da Enrico, e cerca di girare questo possesso. De Souza qui fermata fallosamente da Marfil Enrico, che si prende il fischio contro, calcio di punizione anche giallo per la capitana della Femminile Molfetta. Calcio di punizione giallo per Enrico dopo 2 minuti, anzi per la precisione 1 minuto e 16 da inizio secondo tempo. Ecco qui ancora una volta al piede mancino di Baldassari. Eccola la sua battuta sul corpo però della barriera, poi De Souza blocca Shannamea, poi prova a ripartire la Femminile Molfetta, scivolata che va a segno solo per un attimo, recupera la Kickoff, poi Marfil Enrico, fermata in qualche modo dalla Kickoff, che guadagna anche la rimessa laterale con Coppari in mezzo, prova a passare Coppari, parata a 2 mani qui per Shannamea, sta reggendo sicuramente botta rispetto alle ripetute conclusioni provate dalla Kickoff. Enrico fermata qui, poi subentra nell'azione anche Bruna Borges che cerca il pallone di ritorno verso De Souza, poi interviene anche Baldassari
molto brava qui a fermare la ripartenza. Enrico va ad alzare il rilancio la Femminile Molfetta, però De Sousa arriva e gestisce con grande precisione questo pallone. Forse un contatto fra Baldassari e Lunarizzo, si continua a giocare, poi esce molto bene Lunarizzo, occhio alla ripartenza, Lunarizzo va da Enrico che cerca di calciare, solo esterno della rete, occhio alla ripartenza da destra della Chicoffa che ha campo aperto, un po' di libertà anche per Bruna Borges che cerca dall'altra parte e trova in maniera positiva Baldassari, arriva però la chiusura in calcio d'angolo di Calais, sarà semplice giro dal calcio d'angolo per la calciatrice in Maia Chicoffa e poi il tocco che manda di nuovo avanti la Chicoffa, dovrebbe essere autogol di Enrico e dunque rimette in vantaggio la Chicoffa. Sono trascorsi 3 minuti e 5 secondi nel corso del secondo tempo. Chicoffa 2, Femminile Molfetta 1, autogol di Enrico per il nuovo vantaggio della squadra di casa che dunque ritrova una situazione di vantaggio nel punteggio. 2-1 alla Palamattei di San Donato. È stato un cross che poi ha trovato la deviazione della capitana della Femminile Molfetta che adesso però reagisce subito col gran gol di Calais per il pareggio, immediata la risposta ed è di nuovo 2-2. Adesso le emozioni piovono a raffica in questo secondo tempo. Era andata nuovamente in vantaggio la Chicoffa dopo 3 minuti e 55, ne trascorrono 23 di secondi per il nuovo pari firmato da Calais per la Femminile Molfetta. E occhio ancora Enrico che colpisce un altro autopalo, sta a fare il suo secondo autogol, poi Arianna Bopo calcia dalla distanza, altro pallone in avanti per Caballero che non lo raggiunge. Qui lotta con pari, Arianna Bopo conquista il pallone, ragiona al limite dell'area, cerca l'imbucata per Bruna Borges. Dice di no Sannamea, si è infiammata però la partita e proteste dalla panchina con Plutino che va a dialogare con le ragazze in panchina della Femminile Molfetta. Dopo interrotto per qualche secondo, adesso si prova a ripartire, palla fuori per tentativo giocata corta su Manieri che però non funziona, allora Coppari prova ad accendersi ancora una volta Sannamea a mettere in calcio d'angolo, gran conclusione tentata, messa in corner da Sannamea, poi palla fuori per Arianna Bobo, allarga ancora una volta per Manieri, sempre dalla capitana della Chicoffa, Bruna Borges. Giro palla Chicoffa, Coppari, c'è che cross, deviazione, calcio d'angolo. Alla fuori, occhio alla conclusione, stavolta tentata da Manieri, situazione molto simile a quella che nel primo tempo avevamo visto anche con De Sousa al tiro, che poi aveva sbloccato la partita. Stavolta però larga la conclusione cercata da Manieri, attacca la Chicoffa, pallone in avanti per Enrico, tu per tu con Pepe che in qualche modo se la cava, poi rilancia un po' timido, allora riconquista la
femminile Molfetta. L'ultimo tocco è di Caballero. C'è calcio, anzi rimessa laterale già battuto dalla Chicoffa con Bruna Borges. Cerca il pallone di ritorno con Pari, occhio all'1 contro 1 per la femminile Molfetta. Adesso Arianna Bovo però lo vince il duello con Caballero, voleva il pallone, c'era sganciata Ginosa ma non è stata servita dalla compagna in maglia 10. Sarà rimessa laterale per la femminile Molfetta che sta lottando su ogni pallone, al momento vince l'equilibrio. Controllo così di Caballero ma subentra nell'azione molto bene Ginosa che può andare alla conclusione. Diagonale tentato ma Pepe è riuscita a bloccare il pallone con le due mani. Allora riparte Arianna Bovo ancora per Manieri, allarga su Bruna Borges, ha un po' di spazio e allarga su Arianna Bovo che però non è precisa nel controllo, la palla scivola in fallo laterale. Adesso dalla femminile Molfetta che si prende anche un rischio con Shanna Mea, infatti poi rilancia in avanti la kick-off, prova a riconquistare il pallone solo per un attimo però Ludovica Coppari. Ginosa, c'è il pressing di Arianna Bovo. Ginosa deve uscire da una situazione complicata, lo fa andando da Shanna Mea che in qualche modo dà sì la rimessa laterale alla Chicoffa, però si toglie almeno dai guai. Non era semplice visto il momento di difficoltà nell'azione che stava vivendo la femminile Molfetta. Pronta a rientrare in campo anche Valenzano. C'è la laterale prima però per quanto riguarda la kick-off con Bruna Borges. Torna all'indietro da Arianna Bovo, il controllo è ancora, va da Bruna Borges. Bovo, largo per Coppari, Coppari all'indietro per Bruna Borges, non passa, invece su di lei c'è il dribbling riuscito da Caballero, ma in verticale la femminile Molfetta viene fermata da Manieri sul secondo palo. C'era Bruna Borges cercata dal cross di Arianna Bovo, vorrebbe il tocco e il calcio d'angolo, la kick-off e non viene accontentata però da Fantino che è il secondo arbitro di questa partita. Lanci davanti per Ginosa, lotta su di lei e tiene Arianna Bovo all'indietro, tutto buono, il pallone era ancora in campo e allora può giocare la kick-off. Il pallone è allargato su De Souza, De Souza lascia lì a Manieri, si propone Bruna Borges, pallone di ritorno, scivolata di Enrico che due volte finisce giù sul parquet. Forse anche qualche problemino fisico per la capitana delle ragazze in maglia rossa. Qui Shanna Mea blocca ancora una volta il pallone, si ferma, va in verticale adesso da Ginosa e non controlla. Applausi comunque da parte di Diego Iessi, allenatore di questa femminile Molfetta che oggi sta però giocando una buona partita qui a San Donato. De Souza ancora per il controllo di Manieri, Bruna Borges, ancora il dialogo molto buono che si era chiuso con Manieri, poi però è intervenuta anche Shanna Mea, qui Manieri direttamente in foro laterale. Pronte a giocare adesso la situazione offensiva le ragazze in maglia rossa con Caballero pronta a servire Enrico, tocco e poi il pallone restituito, Caballero finta il tiro, poi allargato il pallone per Ginosa, ancora da Caballero, si propone in verticale Calais, stop con il petto, poi però Coppari fa un ottimo lavoro e trasforma l'azione difensiva in offensiva solo per un attimo, però adesso la femminile Molfetta ha ritrovato il pallone con Enrico che chiama l'inserimento in verticale a Caballero, non viene accontentata, recupera Calais che cerca la verticale per Caballero, era una buona idea, non eseguita bene però per quanto riguarda la femminile Molfetta. Si resta sul 2-2, deciso per il momento dai gol di De Souza e l'autogol di Enrico da una parte, dall'altra parte invece della femminile Molfetta hanno segnato Calais e Caballero per il 2-2 che sta maturando qui, fin qui ammonita solo Enrico nella femminile Molfetta. Adesso rilancio proprio a cercare Ginosa da parte di Enrico, non trovata però, riparte la kick-off con Manieri De Souza che però
è uscito, posizione che si interrompe per la squadra allenata da Riccardo Russo. Enrico, pallone di ritorno immediato su questa uscita con Valenzano, presa alta da De Sousa, ritrova il pallone, poi forse contatto falloso, non secondo il direttore di gara, con Plutino e soprattutto Fantino che era il più vicino a dire che De Sousa non è stata fermata con fallo, quindi c'è controfallo, decisione di Fantino, che dunque fischia il controfallo per la kick-off, che dunque ha una chance dunque di andare con questo fallo laterale nella zona offensiva. Manieri, tocco verso De Sousa, prova a calciare di prima intenzione, trova deviazione, calcio d'angolo. Sta provando a insistere, fronte anche delle mosse da parte di Riccardo Russo. Conclusione qui da parte di De Sousa. Entrata in campo Piccinno per la femminile Molfetta. Si propone Valenzano, arriva però Coppari che tocca all'indietro verso Pepe. Prima Borges chiede l'inserimento delle compagne, eccola che lo riceve, il pallone in profondità da parte di Baldassari. Adesso ancora Bruna Borges col calcio d'angolo, Baldassari calcia la deviazione, blocca Sciannamea che poi rilancia in maniera immediata con Baldassari che va da Manieri, scivolata di Valenzano, il fallo laterale, cross sul secondo palo, poi per 1-2 tentato da De Sousa e Borges, ma che però si perde in fallo laterale. Rilanci davanti con il pallone riconquistato da De Sousa che prova a calciare verso la porta, prova però solo deviazione, forse no, non c'è neanche quella, allora sarà rimessa dal fondo per la femminile Molfetta, che dunque gioca con Ginosa che va per vie centrali da Dell'Ernia, non controlla qui Cabagero, la rimessa laterale è di Baldassarri, le proteste da parte di Bruna Borges che avrebbe voluto una ripresa del gioco più veloce. Baldassari va per vie centrali da Manieri, si propone De Sousa, Borges invece allarga il gioco ancora su Baldassari, ancora Bruna Borges, palla fuori ma non riesce la transizione, riparte la femminile Molfetta, 10:22 da giocare qui Bruna Borges, Sciannamea si ritrova il pallone lì in area di rigore, sta facendo una buona partita il portiere, occhio qui al contatto falloso, c'è punizione anche se Baldassari era pronto ad andare in porta, ma il piede molto alto sul petto di Gabi De Sousa. 10 minuti e 12 da giocare alla fine di questa partita, siamo praticamente a metà del secondo tempo, pardon, ed è ancora equilibrio permanente a San Donato. Poi battuto da Baldassari, troppo però alto. Baldassari recupera questo pallone, poi arriva l'inserimento di Luna Rizzo che arriva a calciare in porta con la punta, sul fondo però adesso c'è stata davvero deviazione, allora sarà calcio d'angolo per la femminile Molfetta che è pronta ad andare
dal corner. Siamo allo schema 2, la squadra pugliese. Là fuori, poi completamente errato il suggerimento di Ginosa. Ha messo direttamente il fallo laterale per la kickoff. Risale il campo Baldassari. Bruna Borges, giro palla adesso che funziona per la kickoff, cercata però in profondità. Bruna Borges non trovata. Valenzano all'indietro il suo tocco. Piccino. Valenzano, tocco all'indietro per Bruna Rizzo, che riesce a trovare questo pallone, ma è brava qui Baldassari a riprendersi il pallone e poi a concludere con il gol del 3-2. Torna avanti per la terza volta in questa partita la kickoff. Ottimo il lavoro di Baldassari, 4 gol del suo campionato. Inizia e chiude l'azione Jennifer Baldassari per riportare in vantaggio con il gol del 3-2 la kickoff dopo 10 minuti e 39 secondi dall'inizio del secondo tempo. Torna avanti la squadra allenata da Riccardo Russo, 3-2. Si alza anche chiaramente l'incitamento del Palamattei di San Donato. Bobo cerca di far filtrare questo pallone, arriva in qualche modo alla fine dell'Ernia a toccarlo verso Ciannamea. Adesso Bobo ha un po' di spazio, allarga per Bruna Borges che tocca verso una linea laterale, sarà rimessa infatti per la kickoff. Protesta Valenzano, rimessa per la kickoff, cosa chiaramente decisiva della partita, con la kickoff che cerca il gol del +2 mentre vuole tornare subito in equilibrio la femminile Molfetta. Sicuramente gara molto combattuta fin qui, anche equilibrata, sicuramente ha fatto di più dal punto di vista offensivo la kickoff. Vuole far sfruttare il fattore casa dell'Ernia. Per via centrale da Valenzano è l'ultima a toccare, e sarà rimessa laterale per la kickoff con Bruna Borges che se ne va. Gran dribbling di Bruna Borges nello spazio, poi cerca il pallone centrale, di conquista la femminile Molfetta con Valenzano. Ha cercato una conclusione molto complicata, era anche andata bene in coordinazione, ha parato però Marianna Pepe. Coppari sbaglia qui il controllo Arianna Bovo, sarà rimessa laterale per la femminile Molfetta. Dell'Ernia, presa molto alta, aggressiva quella kickoff, che chiaramente adesso vuole fare quello che non le è riuscito nei precedenti 2 gol di vantaggio, ovvero mantenerlo. Subito ripresa entrambe le reti, sia dell'1-0 che del 2-1, la squadra di Riccardo Russo che sta cercando di spingere, vuole mantenere questo 3-2 e magari anche cercare di chiudere i conti, ma femminile Molfetta non demorde, continua a insistere. Piccino dell'Ernia si butta dentro, ma si torna all'indietro da Luna Risò. Dell'Ernia adesso cerca il consegnato praticamente a Valenzano, ma riconquista Ludovica Coppari, che poi guadagna la rimessa laterale. Alza questo pallone verso Marianna Bovo in area di rigore, fermata all'ultimo momento. Occhio alla femminile Molfetta che riparte nel controllo di Dell'Ernia, ancora finta, adesso conclude. Si stava inserendo Valenzano sul primo palo, si dispera la calciatrice in maglia 22, essere arrivata tardi su quello che poteva essere un pallone prezioso, che poteva metterla in porta praticamente. C'è stata anche deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per la femminile Molfetta. Palla fuori verso Dell'Ernia.
anzi è Piccinno in possesso, che però si addormenta Piccinno. Qua Arianna Bovo, presa comoda per Sciannamea, poi rilancio verso Valenzano, fermato dall'altra numero 22 della partita, e Arianna Bovo riesce a gestire questo pallone all'indietro. Bruna Borges, Coppari, allora per Arianna Bovo che ha un po' di spazio. Arianna Bovo cerca il suggerimento di ritorno verso Coppari, poi gran giocata di Dell'Ernia col tunnel, ma perde il pallone e qui lo riconquista Baldassari, che per il momento è la giocatrice che decide la partita col gol del 3-2. Arianna Bovo, Baldassari ancora Arianna Bovo, si chiude il fraseggio nello stretto, poi Coppari all'indietro. Arianna Bovo ha avuto l'occasione poco fa di pesantire il vantaggio per quanto riguarda la kick-off, ma non è riuscita a segnare. Luna Rizzo, il suggerimento per Valenzano, che è il pallone in campo. Ancora Luna Rizzo, Piccinno arriva a entrare il pallone, poi Arianna Bovo, la messa laterale però è della femminile Molfetta. Sarà rimessa, adesso si può giocare. Indietro Dell'Ernia, passa con un po' di fortuna anche Luna Rizzo, ma calcia addosso ad Arianna Bovo che va in contropiede. Arianna Bovo fermata da Dell'Ernia, adesso si butta in contropiede Dell'Ernia, dall'altra parte c'è anche Luna Rizzo, adesso servita con Piccinno, in qualche modo è arrivata nell'azione, l'ha messa direttamente in fallo laterale dalla difesa della kick-off. Dietro poi arriva ancora una volta Arianna Bovo, Dell'Ernia direttamente il tocco in fallo laterale. Si lotta su ogni pallone, grande intensità per tutto l'arco della partita, non è riuscita mai però ad andare avanti di due la kick-off, che ci prova adesso chiaramente per evitare brutte sorprese nel finale. Per il Minile Molfetta, che invece vuole trovare quello che sarebbe il terzo gol del pari in altrettante occasioni di svantaggio. Palleggia un po' la kick-off adesso. Coppari chiama il pallone, ancora il numero 8 della kick-off che palleggia, veramente gestisce il più possibile il pallone, qui rischia un po' sulla pressione della femminile Molfetta. 4:43 da giocare in questo secondo tempo fra kick-off e femminile Molfetta. 3-2 sono avanti, l'ultimo gol, quello del 3-2, lo ha segnato Baldassari al 9 minuto e 39 secondi, e fuori Luna Rizzo, dentro Cabagero. C'è in campo anche De Souza che adesso riceve questo pallone. De Souza, Bruna Borges si butta nello spazio ma non viene servita Arianna Bovo, riconquista allora il pallone Cabagero, poi Dell'Ernia, giro palla che prova a premiare Piccinno, non riesce però a raggiungere il pallone cercato dalla compagna, la numero 8 della femminile Molfetta. 4 minuti e 13 secondi da giocare, si rimane il vantaggio minimo per la kick-off, che anche settimana prossima giocherà fra le mura amiche contro la Lazio. Qui rischio corso da Minieri, in qualche modo se l'è cavata, poi si butta dentro nello spazio. Coppari, gran parata di Sciannamea a dire di no alla calciatrice della nazionale, poi rilanciato in avanti questo pallone, ha avuto l'occasione di mettere un punto importante nell'economia di questa partita la kick-off, ma Coppari che adesso torna però in possesso, ha calciato addosso a Sciannamea, all'indietro arriva Pepe a controllarla prima che esca fuori, e allora ancora kick-off in possesso di palla con Minieri che scava questo pallone molto bene per Bruna Borges che lo tocca, lo stava per beffare Sciannamea, è arrivata a provvidenziare la chiusura di Piccinno, poi calcio d'angolo, battuto, c'è cartellino giallo per Calais.
ha evitato la ripresa veloce del gioco della kick-off. Calcio d'angolo, però non si è ancora battuto, cioè si è battuto ma tutto da rifare per quanto riguarda la kick-off. Ci sono da giocare 3 minuti e 17 secondi. Protesta la panchina della femminile Molfetta. Gli ammonita anche Calè. L'angolo che manda in porta. Al tiro Minieri. Adesso c'è il time out. Veramente è fondamentale per chiarire un po' le idee in questo finale. Mancano 13 minuti, perdono, mancano 3 minuti alla fine di questa partita molto intensa, punteggio pienamente in bilico. Allora, squadre che si riorganizzano. Vi dicevo del prossimo impegno, la kick-off sosterrà qui in casa con la Lazio domenica prossima, 19 ottobre alle ore 15, gara interna anche per la femminile Molfetta, che giocherà contro l'Audace Verona. Indicazioni da parte dei due allenatori, Riccardo Russo e Diego Iessi. E adesso squadre che sono pronte a riprendere la partita in questo finale molto molto in bilico, molto concitato. Si può riprendere il possesso per la femminile Molfetta. Si gioca adesso Enrico, pallone poi largo per Sciannamea e si butta in avanti, la palla che però è uscita. L'ultimo tocco è del portiere della femminile Molfetta, poi tentativo da parte di Bruna Borges, sarà rimessa dal fondo per Sciannamea. Tentativo un po' velleitario qui, ma ci stava, il portiere stava tornando in porta, ha provato a sorprenderla Bruna Borges con il petto Caballero all'indietro per Dell'Ernia, rilancia in avanti, cercare la corsa di Calè, trovata invece la presenza fisica sempre molto importante di Gabi De Souza. Adesso Borges, poi Coppari, poi il fraseggio che coinvolge anche Manieri, pressing alto di Enrico, non c'è fallo, la rimessa della femminile Molfetta che gioca Dell'Ernia, la finta Dell'Ernia, calcio in porta, la deviazione, poi ancora Dell'Ernia. Non riesce a servire Calè, va per la soluzione personale, la palla che si perde. La rimessa dal fondo adesso per Marianna Pepe, eccola qua la palla che arriva, non ci arriva Borges, sorride alla compagna, non è stata raggiunta dal pallone. Enrico direttamente in fallo laterale, Coppari a manovrare, si torna indietro da Pepe, guadagna anche qualche secondo così la kick-off, mette giù il pallone Manieri, non era assolutamente facile raccogliere il servizio di Bruna Borges. Adesso però Manieri, Coppari, poi ancora si ferma e riceve Coppari, palla chiamata all'indietro da Pepe, in verticale, colpo di testa di Enrico che forse è stata anche un po' traumatizzata qui dal colpo ricevuto di testa. Poi Caballero prova a passare, Caballero si ritrova la palla là, servizio per Calè, Caballero sulla linea di porta praticamente non è riuscita a calciare verso lo specchio. Alla fine poi Pepe rilancia in avanti ma di fatto consegna il pallone alla femminile Molfetta che può attaccare, lo fa in questo finale per cercare il gol del pareggio. La kick-off però vuole tenere il gol di vantaggio fin qui maturato. Calè si gira molto bene, Dell'Ernia all'indietro, ancora per Calè, si ritrova il pallone lì, poi calcia in porta con
anche la deviazione in qualche modo non aiuta sicuramente la kick-off, la palla che resta lì, adesso si difende e basta la kick-off con Manieri. Cianamea, occhio che non viene nessuno a pressarla, allora riconquista Manieri che prova a calciare, contratta anche la sua conclusione, Caballero recupera il pallone, va da Enrico ma qui esce molto bene dal traffico, si prende il cartellino giallo senza dubbio Caballero. Eccola qua l'ammonizione per la numero 10 della femminile Molfetta, che ha speso il più classico dei falli per proteggere la sua porta con 38 secondi da giocare. Partita che vive le sue battute finali ma ancora non è detta l'ultima parola. Punizione per Coppari che serve Bruna Borges, la palla fuori per la conclusione di De Sousa, che aveva fatto qualcosa di incredibile con una coordinazione splendida, e poi altra conclusione sempre in Manieri. Avrebbe calcio d'angolo, non lo ottiene la kick-off. De Sousa all'indietro, palla che si perde in faro laterale. Momento concitato in questo finale con il cross messo fuori da De Sousa, poi Dell'Ernia che alza troppo la mira, è stata vicinissima al pareggio la femminile Molfetta, che sta lottando su ogni pallone per evitare questa sconfitta, però sta maturando a San Donato. Lotta su questo pallone, protesta Enrico, voleva la rimessa a favore, non è stata accontentata. Possibile ultima chance per la femminile Molfetta, il fallo di mano non viene accontentata. De Sousa 1 contro Calais, De Sousa cerca la sterzata, passa di forza, poi però torna su di lei Calais, non c'è fallo, si continua a giocare, forse è l'ultima chance per la femminile Molfetta con Caballero che si porta il pallone però sul fondo e permette alla kick-off di avere una rimessa importante in questo finale. Il lancio profondo però catturato subito da Calais, 16 secondi da giocare, la palla allontanata ancora una volta da Coppari, sono secondi davvero concitati con la kick-off che cerca di mantenere il vantaggio che permetterebbe alla squadra di Riccardo Russo di trovare la seconda vittoria in questo campionato. Tutte e due sarebbero arrivate proprio qui al Palamattei di San Donato, palla in verticale verso il controllo di Caballero che però scarabocchia sul pallone, con 8 secondi da giocare consegna il possesso a una kick-off che adesso vede la linea del traguardo. Chiaramente c'è da rimanere concentrate fino alla fine. Questo può essere un possesso decisivo, non lo gestisce benissimo qui Arianna Bovo, poi finisce giù e c'è calcio di punizione, 3 secondi da giocare e la femminile Molfetta ha ancora un'altra chance per tentare di attaccare per l'ultima volta probabilmente la porta di Marianna Pepe. 3 secondi e mezzo residui per la fine di questa partita, con Caballero che potrebbe addirittura calciare direttamente in porta. Un muro umano di maglie rosse e bianche davanti a Marianna Pepe. Pronta a calciare Caballero che prova a cercare la porta, ci mette la testa una Borges anche un po' stordita dalla violenza del colpo ricevuto. 2 secondi al termine di questa partita, occhio al pallone al centro, Marianna Pepe non se lo trova, poi Dell'Ernia, ma non c'è più tempo, suona la sirena e in qualche modo la kick-off riesce a difendere il 3-2, vince la squadra di Riccardo Russo con il gol decisivo e finale segnato da Baldassarri a 10 minuti e 39 secondi dall'inizio del secondo tempo. Una partita davvero vibrante che fino all'ultimo è stata in bilico, ma che la kick-off è riuscita a portare a casa, portandosi appunto 3 punti importanti in cascina che permettono alla squadra di Riccardo Russo di salire a quota 6 in classifica. I saluti delle due squadre si uniscono al mio, grazie da parte di Matteo Cuto per averci seguito. Ovviamente l'invito è quello di rimanere collegati con i canali ufficiali della divisione Calcio a 5. Alla prossima!